Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella pillola del vostro magnetro veneziano. Oggi parleremo dei numeri Busby e per chi non sa cosa sono i Busby, metto qui adesso in sovraimpressione il circuito, il quadrante radiostesico per estrapolare. Se non sapete come si utilizzano, chiaramente andate a cercare la pillola che il vostro magnetro veneziano ha messo nella sua playlist sul tubo della lezione appunto che spiego come utilizzarli. Perché faccio questa pillola? Per il semplice fatto che voglio rispondere a una mia cara amicizia che mi ha scritto, no? Mi ha scritto come utilizzare il più potente, un potente circuito radionico per emettere questi numeri Busby, no? Quindi noi oggi parleremo di questo, ma prima di fare questo il vostro magnetro veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube del vostro magnetro veneziano e di Ildegada chiaramente. Eventualmente i link sono sotto qui in descrizione per i nostri gruppi Face, Telegram, oppure anche per poter scaricare, ad esempio, il quadrante radiostesico per i numeri Busby è il sito capitano.altevista.org dove ci sono 20 ebook con tutte le spiegazioni per come utilizzare queste cose. In più vi ricordo che abbiamo anche 4 ebook per la chiriologia, cioè la lettura della mano. E poi c'è una zona shop di Legare Maretto Veneziano che serve per chi vuole dei servizi professionali, tipo pulizia dell'aura e dell'eterico, oppure i ciondolotti che sono molto importanti, o altri servizi tipo riti propiziatori e quant'altro. Bene, ritorniamo un po' alla partenza di questo discorso. Allora, i numeri Busby sono dei numeri cosmici che poi, ad esempio, pseudo o come si possono dire, veggenti, pseudo o come si dice, suonatori di piffero dell'Est hanno incominciato a farli conoscere alle persone pensando che fossero targati solo con il loro concetto, no? Ma in realtà sono sempre esistiti i cabalisti, come minimo li usavano da 6.000 anni. Quindi noi possiamo utilizzarli perché anche se siamo italiani e anche italiani cabalisti, possiamo utilizzarli da noi, cioè li possiamo creare noi, trovare noi, cercare noi, no? Col pendolino e chiaramente questo quadrante radiostesico. Il problema è dopo come emetterli, come farli risuonare nel cosmo per fare in modo che ci tornino indietro delle benedizioni. Proprio per questo è quel motivo per cui le avevamo a cercare. Allora, il vostro maledetto ultimamente ha messo in strada questo, lo vedete? Questo è un circuito molto importante che ho fatto anche una pillola a riguardo, in cui se mettete sopra un testimone si ricarica a livello energetico con la frequenza dell'ohm. Però ci può essere anche la possibilità di fare una combinazione, e cioè praticamente i numeri cosmici con questo circuito. Per amplificare la cosa, cosa fate? Prendete questo circuito, ci mettete sopra una conchiglia, ripeto, una conchiglia, la mettete sopra e quando avete trovato i numeri cosmici, dentro la conchiglia scrivete con un pezzo di carta i numeri, li mettete dentro la conchiglia e mettete qui sopra, vedete? Qui sopra mettete la conchiglia. Poi chiaramente questo è un circuito benefico, chiaramente massimo un mese, però quando voi mettete dentro qualcosa alla conchiglia, lei continuerà a risuonare per sempre, nel senso che teoricamente il circuito radionico dopo un mese satura l'eterico, ma visto che è solamente, io spero che voi cerchiate i numeri cosmici per il vostro benessere fisico, ma dice benessere spirituale, fisico, insomma per il benessere in generale. Comunque, morale della favola, potete sempre lasciarlo attivato, lo mettete sopra un armadio e il circuito radionico continuerà a lavorare, chiaramente essendo benefico, porta solo benedizione. Bene, cari amici, io penso di aver esaurito questa risposta che mi ha fatto una mia cara amicizia. Spero che possiate andare nel sito capitano.altavista.org, il link sono sotto qui in descrizione per poter scaricare gli ebook, oppure c'è proprio una sezione solamente per gli ultimi circuiti quadranti radiostesici che il vostro Marietta ha. Più o meno nel sito ci sono più o meno 100-120 persone uniche che al giorno vanno a visitarlo
e hanno già scaricato qualcosa come 150.000 ebook, ebook, di cui praticamente quasi 2 milioni di circuiti coranti radioistribiti. E per questo vi ringrazio sempre. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!